Si può sempre dire un sì o un no, e l'uomo che mette la sua coscienza davanti alla violenza del potere e dell'autorità è un giusto delle nazioni. Sabato 6 marzo è la giornata mondiale per ricordare tutti i giusti. Qui siamo nel giardino dei Giusti di Padova e vengono ricordati quelli della Shoah, altri giusti dell'ex Jugoslavia, del Ruanda, del genocidio degli armeni. Perché i giusti, è giusto sottolineare, non sono una prerogativa solamente del mondo ebraico, anche se il mondo ebraico ha avuto la caratteristica e anche la lungimiranza di dare loro una veste legale e giuridica con Yad Vashem. I giusti ci saranno sempre, anche in futuro, perciò è importante che gli insegnanti parlino ai giovani di questa giornata. Anche il 6 di marzo deve cominciare a diventare una cosa importante perché secondo me può dare anche modo alle scuole, alle classi, agli insegnanti di spiegare la storia anche raccontando tante piccole storie. Tante piccole storie sono importanti per concorrere a fare la grande storia e in questo giardino ci sono targhe che ricordano personaggi veramente importanti e veramente incredibili che con le loro piccole e grandi azioni hanno contribuito a fare qualcosa di buono ed importante. A ricordare i giusti nel giardino, oltre alle steli con i loro nomi, per ognuno di loro è stato piantato un albero. Tra gli italiani, per il padovano Giorgio Perlasca, per il questore di Fiume Giovanni Palatucci, per Gino Bartali e anche per Carlo Angela, padre di Piero e nonno di Alberto. Giusti e non eroi, perché del bene che fecero non parlarono con nessuno, fino a quando non furono le persone che aiutarono a farli conoscere al mondo. Franco Perlasca, figlio di un giusto, cosa pensa dei negazionisti della Shoah e degli aggressori via internet di Tullia Zevi? E non sanno nemmeno quello che è successo e mettono in dubbio cose che sono ampiamente successe e provate. Quindi cosa può dire di queste persone? Solamente una grande vergogna la loro esistenza.